Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Comitato Internazionale di Giulietta Romeo in Friuli, inserito nell'ambito della settimana della cultura friulana. Ci scusiamo per il ritardo, aspettavamo il professore Elio Varutti, caro amico, che doveva portare i saluti da parte della società filologica, ma non è ancora arrivato, quindi io direi di cominciare. Ecco, il nostro sodalizio, come si può leggere dal nostro banner, è nato nel 2021 per valorizzare lo straordinario legame storico tra il territorio friulano e il più famoso mito romantico del mondo, quello di Giulietta e Romeo. Ma le due figure che a noi ci interessano sono quelle proprio che hanno operato concretamente qui in Friuli, ovvero Luigi da Porto e Lucina Savorgnan. E questo comitato internazionale che racchiude oltre 20 anni di studi, 30 anni di studi associazionistici qui in Friuli, a sua volta riprende gli studi di un professore di letteratura inglese, il professore Cecil Clough, che ha dedicato dalla sua tesi dottorato di ricerca sino agli ultimi anni della sua vita tutta la sua attività, o gran parte della sua attività scientifica accademica, proprio alla riscoperta di Luigi da Porto e in particolare della novella proprio dedicata a Lucina Savorgnan. Giulietta Romeo, già quella Giulietta come poi fu poi successivamente denominata Giulietta, e novella storicamente eccetera eccetera, ma poi dopo l'edizione quella ufficiale critica fu intitolata Giulietta. Quello che però a noi interessa col nostro comitato è cercare di valorizzare soprattutto i dati storici e le figure storiche che circondano Giulietta e Romeo, non solo i due protagonisti dei quali vi ho brevemente accennato, ma qui dal nostro amico Frattolin a Zeloni, allo stesso dottor Grasselli che tra poco interverrà, il nostro vicepresidente Arbino Comelli. Ecco, tutti questi personaggi hanno già scritto, divulgato e promosso. Noi riteniamo che andare a contestualizzare quel periodo anche con altri personaggi, e in questo caso, come farà oggi il dottor Grasselli, con la mamma, la signora Maria Savorgnan, la mamma di Lucina, ecco, ci faranno capire, mi auguro, io purtroppo non potrò stare per tutto l'incontro, che ho un altro impegno istituzionale con il dottor Vantaggiato, però è estremamente interessante. Io casualmente in questi ultimi mesi sto lavorando agli atti di un convegno nazionale e mi sto dedicando proprio tra metà del 400 alla metà del 700 a ricostruire un po' le storie delle accademie che iniziarono a pullulare proprio a metà del 400, con la prima, che è la Pontaniana di Napoli nel 1463, poi l'Accademia Romana, l'Accademia Medicea, sino poi a raggiungere quelle più famose degli Lincei ed altre ancora, sino poi ad arrivare a un movimento di accademie degli ermafroditi qui a Udine, l'Accademia degli Sventati. Ecco, tutte queste accademie hanno raccolto attorno a sé e ai loro protagonisti dei personaggi dei quali oggi sinceramente se ne sono perse le tracce, e anche nei decenni scorsi sì, ci sono stati degli articoli, dei saggi, ma sempre limitati e pubblicati in riviste prettamente locali, e questo è un problema, perché se spero, mi auguro che anche Maria Savorgnan, che è più conosciuta perché comunque negli ultimi 5 anni mi sono stati dedicati dei convegni, l'ultimo un paio d'anni fa all'Università Ca' Foscari di Venezia se non ricordo male, poi Bologna, Verona mi sembra, ecco, c'è un risveglio verso i personaggi oggi diremmo secondari o minori. In realtà non è così, perché se noi non decontestualizziamo e analizziamo nel periodo storico e istituzionale dell'epoca, sia le accademie di cui vi accennavo, sia queste signore, queste nobili donne,
avevano invece sulla quotidianità e sui centri sociali dell'epoca un grande influsso e un grande potere. Discutevo animatamente con un altro professore universitario in queste settimane, perché io non gli rinfacciavo, ma contrabbattevo dicendogli, io per quanto riguarda gli aspetti militari, lui sui problemi più filologici, eccetera, ma io gli rimproveravo attenzione a sminuire il ruolo della donna nel Medioevo, perché qui parliamo, lui parlerà, si soffermerà credo tra i primissimi mesi, anni del Cinquecento, in realtà già nel Medioevo la donna dovrebbe essere oggi un po' più valorizzata, e dal Medioevo ad oggi il ruolo della donna, che oggi si dice tanto secondario, c'è tutta questa parità di genere, ma in realtà già nel Medioevo aveva il suo potere anche in ambito militare. Adesso qui non è il caso. Allora, riuscire a collegare età medievale, età rinascimentale, età barocca, età moderna è quanto più difficile ci possa essere. Perché? Perché dobbiamo andare a reperire le fonti. E quali sono le fonti? Le fonti archivistiche in primis, ma anche le fonti bibliografiche, soprattutto dopo l'invenzione a stampa. E allora il lavoro di queste ricerche non è pluriennale, è ultradecennale, e quindi è ovvio che contributi che magari oggi Gregorio Grasselli e chi altri in passato non è che possono essere pubblicati in 448, devono maturare i loro anni, perché poi le ricerche, è vero che oggi la tecnologia ci consente di, per esempio, consultare dei codici librari o dei codici archivistici a distanza di migliaia di chilometri, però vi posso assicurare, come mi è accaduto anche di recente qui alla IOPI, sto pubblicando uno scritto in latino di metà del Seicento, è meglio andare a consultare sempre le fonti di prima mano, perché ci possono essere delle note a tergo che, se non sono state scansionate bene, magari appena si intravedono, e magari quel particolare è proprio il particolare che ci può dare la svolta nella nostra ricerca. Quindi io, detto questo, spero che Maria Savognan venga valorizzata. Peccato che devi andare via prima, perché ti piacerebbe esattamente per questi motivi. Ma magari mi hai detto che poi hai accorciato il tuo contributo, poi magari non posso restare alle domande, quindi io ti passo subito la parola. Ricordo che Gregorio Grasselli è segretario della nostra associazione, anche insieme a Zeloni, che è il nostro socio, laureato in ingegneria, dal 2016 approfondisce queste tematiche, analizza già quanto è stato scritto, ma anche verificando, come ho già detto, documenti e fonti riguardanti la famiglia Savognan e anche quella d'apporto, facendo ulteriori ricerche. Di recente ha pubblicato il libro intitolato Una fulana al servizio di Venere, dedicata alla sorella di Lucina Savognan, Giulia, giusto? Giulia Savognan, ecco. E nel 2022 invece, interessante, ha eseguito un sondaggio demoscopico nella città di Udine, grazie al quale ha evidenziato come la comunicazione tipica del tema di Giulietta e Romeo Fulani, cioè ai veri personaggi, danneggi questo tema nell'opinione pubblica. Ecco. E poi l'anno scorso proprio qui abbiamo invece ricostruito la storia dei Montecchi, della famiglia dei Montecchi, e la loro influenza nella creazione della storia di Giulietta e Romeo. Quindi, come potete vedere, dei piccoli step che fanno parte di un unico grande puzzle che con lui e con altri nostri soci stiamo cercando di realizzare. Chiudo dicendo questo, che il dottor Grasselli nei prossimi mesi sarà ospite del Fogolar Furlan di Bruxelles, il sottoscritto in veste di presidente è stato ospite a Parigi, nella città universitaria, ospite della Maison de l'Italie, proprio perché siamo stati chiamati dalla console d'Italia in Francia a divulgare questo tema, e quindi è interessante vedere come quasi più all'estero che non in patria, nella patria del Friuli, a volte ci sia più richiamo
verso questi temi che stanno iniziando a interessare un pubblico internazionale. A Verona resterà la leggenda e il mito, ma scusate, la storia vera resta al Friuli. Grazie a Gregorio Grosselli e buon incontro. Grazie. Buonasera. Allora, quest'anno è il 500° del completamento delle prose della Volgarlingua di Pietro Bembo, che fu consegnato al Papa nell'ottobre del 1524. Perché è importante? Perché c'era la cosiddetta questione della lingua. Ormai per scrivere si usava dappertutto il volgare al posto del latino, e in tutta Italia ci si chiedeva: qual è il volgare che dobbiamo usare per scrivere? Qual è quello più senza localismi, per scrivere senza localismi? Qual è la lingua corretta? Qual è l'italiano? E c'era chi diceva, tipo Machiavelli, il volgare più prestigioso è quello di Firenze, il fiorentino. Quindi dovremmo scrivere come si parla a Firenze oggi, non ai tempi di Dante 200 anni fa, oggi. E l'obiezione era: io allora per aggiornarmi ogni tot anni devo andare a Firenze a sentire come si parla, per sapere come devo scrivere? E allora c'era chi diceva: facciamo come in Francia e in Spagna, no? Si scrive nella lingua che si parla alla corte del re. E l'obiezione: sì, ti sei accorto che in Italia abbiamo un sacco di corti, cioè Milano e Venezia e Firenze e Urbino e Roma e Napoli, vuoi scegliere tu quale volgare dobbiamo scrivere? E c'era chi diceva: ma continuiamo a scrivere in latino, per favore, vai. E c'era chi diceva: ma scusate, siamo nel Rinascimento, non diceva proprio così, parafraso, siamo nel Rinascimento, abbiamo Michelangelo, Leonardo, Brunelleschi, ci vuole una lingua bella, no? Allora qual è il volgare più bello che abbiamo? Quello di Petrarca per la poesia e quello di Boccaccio per la prosa. Dante no, Dante era ancora un po' troppo terra, sapete, nella Divina Commedia, le dita merdose del cui fa trombetta, no, Petrarca e Boccaccio. E l'obiezione: sì, e io ogni volta che ho un dubbio su come scrivere una cosa devo andarmi a leggere tutto Boccaccio per capire lui come aveva scritto quella cosa lì? No. E Pietro Bembo salta fuori nel 24 con le prose della Volgarlingua. Che cos'è? È una grammatica. Lui ha preso tutto Petrarca, tutto Boccaccio e ha tirato giù le regole per scrivere come loro. E questo asfalta via tutte le altre ipotesi. Ha un successo incredibile. Ariosto, che aveva già finito l'Orlando Furioso, lo prende e lo riscrive secondo le regole di questa grammatica. E perché all'estero dicono che abbiamo una lingua bella? Perché è stata scelta su un bellissimo modello. È una cosa proprio del Rinascimento. L'italiano è come la cupola di San Pietro. E per questo chiamiamo Bembo linguista. Ma era anche poeta, no? Campione del petrarchismo, storico, cardinale anche. E quando era vecchio l'hanno fatto cardinale. No? Ecco. E quando era vecchio, prima di morire, ha detto: aspetta un attimo che metto a posto le mie lettere, perché sicuramente me le pubblicheranno. Allora, quindi o le brucio o le metto a posto. E allora, ecco, le mie lettere ufficiali, un volume. Le mie lettere agli amici, un volume. Le mie lettere ai parenti, un volume. E poi ho queste lettere amorose. Sì, dai. Ecco, lui aveva scritto una quarantina di lettere a Lucrezia Borgia. No? Che lui, attenzione, lui la chiama FF, ed erano lettere di amore platonico. E poi prima di La Borgia, ancora prima, 77 lettere a una donna che non si è mai capito chi fosse, e lettere di amore passionale, cavolaccia, era all'alba del 500, lui aveva 30 anni. Insomma, lui prepara tutte queste lettere, togliendo tutte le cose da tenere segrete, e muore a 77 anni tranquillo. Meno tranquilli quelli che si sono trovati queste lettere, perché lo scrive proprio il curatore all'editore in una lettera. Queste lettere amorose del cardinale possono far parlare male la gente, e si sa che la gente parla male anche delle cose belle.
Per cui io direi che queste lettere meglio non far capire che le abbiamo pubblicate noi. E così queste 77 lettere passionali diventano, a questa donna misteriosa, diventano di pubblico dominio. E cosa si trova dentro a un certo punto? Dice Bembo la donna: ho dato principio ad alcune mutazioni della lingua, come io vi dissi di voler fare quando mi diceste che io nelle vostre lettere lo facessi. Perché non aspettatevi che io le vostre lettere offenda così qualcuno, salvo che io non le offendessi baciandole. Cioè, caspita, lei gli aveva chiesto le regole per scrivere correttamente e lui ha cominciato a scriverle. Da lei è partita la richiesta che ha portato alla grammatica del bell'italiano che noi parliamo oggi. Figuratevi, per secoli hanno cercato di capire chi era questa donna misteriosa. Hanno fatto elucubrazioni, tipo, Bembo qui scrive che il nome di lei, la lettera iniziale, ha pari gambi, quindi una A, un H, una M, cioè così, articoli scientifici su questo. Finché a inizio Novecento, alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, queste sono carte da buttare al macero, diamo un'occhiata. E il bibliotecario dell'Ambrosiana, che ovviamente si chiamava Monsignor Luigi Grammatica, sul serio, trova questo pacchetto di carte legate da un filo, scrittura femminile, dietro qualcuno ha scritto la data di ogni lettera con scrittura maschile. Questa calligrafia mi pare di riconoscerla. A Messer Pietro Bembo. No! Queste sono le lettere della donna misteriosa a Bembo. Probabilmente erano uscite dalla libreria del Bembo, che non le aveva mai distrutte, e il figlio di Bembo aveva venduto tutto, e qualcuno... Come era usuale assolutamente. ai tempi, spesso vendevano le carte, proprio per... Anche del Bembo, invece di fare una biblioteca come Borromeo, per esempio, Bembo ha venduto tutto. E qualcuno aveva tenuto le carte, questo pacchetto di carte per secoli, e poi quando erano arrivate all'Ambrosiana non erano state catalogate sempre per pudore verso il cardinale. Quindi, ecco, le carte al macero. E adesso il Monsignor Grammatica si chiede: le pubblico o no? Queste lettere amorose al cardinale? Certo che sì, perché se vedete la vita del Grammatica vedete che era sì un signore, ma era anche un grandissimo letterato. Ma dovevano passare ancora 40 anni, perché insomma va bene pubblicarle, ma devo scrivere anche il contesto. Chi era questa donna? Allora, vede le lettere, guarda le lettere, non si firma quasi mai questa donna. Sì, sono lettere, bigliettini scritti in fretta, anche le persone nominate dentro sono nominate solo con l'iniziale, sono proprio messaggi segreti che se capitassero nelle mani sbagliate non comprometterebbero nessuno. Però 2 delle lettere sono ufficiali. Infatti c'è scritto a Messer Pietro Bembo e lei si firma M. Savorniana. Addirittura potrebbe essere Ma Savorniana, vedete quell'elegantissimo trattino sulla M. Allora, ma cosa? Nel volume delle lettere ai parenti, una lettera al fratello, Bembo dice: la Madonna Maria assai mi raccomanda di dille che alle volte si ricordi di amarmi così un poco. Ma Maria Savorniana. Chi era Maria Savorniana? Allora, un momento, prima di raccontarvi le indagini su di lei, vi racconto come viene fuori Maria dalle lettere, proprio la prima impressione. Allora, sì, dietro sono datate, una per una, da Bembo, e la prima cosa che si nota è che le date messe da Bembo non corrispondono alle date delle lettere scritte da Bembo. Le lettere scritte da Bembo partono a febbraio del 500, quelle di Maria partono a maggio. Bembo ha rimescolato le sue per confondere le carte. Quelle di Maria sono autentiche, autografe. Quelle di Bembo no, le rimaneggiate.
addirittura ogni tanto si trova ancora una lettera di Bembo a metà strada, che non è quella delle stampa, ma una versione prima, sono un po' diverse. Bembo ha proprio lavorato sulle lettere e non sono più autentiche. Peccato. E la primissima lettera di Maria, Bembo in questo momento ha 30 anni, è bravissimo, scrive, aiuta l'editore Manuzio su un libro di rime del Petrarca, però uno oggi gli direbbe, bello, bravo, e di lavoro vero cosa fai? Patrizio Veneziano, di Venezia, Patrizio Veneziano, e il luogo, non ve l'ho ancora detto, è Venezia. E la prima lettera di Maria è un sonetto. Non ve lo leggo perché anche la seconda lettera è un sonetto. È in perfetto stile petrarchesco. È una lettera di intenti, cioè non è semplicemente ti amo, ma ti amo per quello che fai, per quello che scrivi, che pensi, che dici. Ed è su questo terreno che voglio che ci amiamo. Figuratevi Bembo, per forza che preso all'amo subito, per forza che si innamora subito come un pazzo, no? Perché è lei che ha preso l'iniziativa, lo dice lui, lo accenna poi in una lettera, è lei che gli ha fatto sapere per prima che lui le piaceva. Figuratevi nel Novecento a sentire questa storia. E poi dalla terza lettera in poi si passa alla prosa, dove ci incontriamo, come ci vediamo, eccetera. E quello di Maria non è un bellissimo italiano, c'è del Veneto in mezzo, sono anche scritte molto in fretta a volte, però ogni tanto Maria ci butta dentro, i letterati li trovano, degli endecasillabi perfetti, tipo andrem di pari all'amorosa faccia, quello mi giova e quel stesso mi offende, io so più vostra che di me non sono, vivace amore negli affanni cresce, vostra son viva, vostra sarò morta, endecasillabi. Lei ha Petrarca nelle orecchie e scrive come le suona bene. Dice Pancrazzi, un letterato, delle lettere sue, meglio che leggerle direi che si ascoltano. Faccio meno del microfono? Sì, perché le casse sono... Un po' di cesura. Ok, occhio che roba. Sono andato su un po' per sentire meglio, così capiscono meglio tutti, ci sono delle... Allora, le lettere sue è meglio che leggerle? Meglio, no? Così si ascolta. meglio. E lei tratta Bembo da maestro, però Bembo stesso viene a chiederle consigli, dice cosa ne pensi di questa canzone? E lei gli dà il suo parere, anche se riluttante perché il maestro è lui. E vi mostro una pagina di lei. Ecco, come vedete in sovraimpressione, questo viene dalla Biblioteca Vaticana, è sul sito della biblioteca online, perché Monsignor Grammatica, quando si è licenziato dall'Ambrosiana, si è portato via le lettere, non so se poteva farlo. E, comunque guardate che lavoro è decifrare la scrittura del Cinquecento. Questo è uno strambotto, che è più breve di un sonetto. Sì, vi posso assicurare, Sì. è interessante, che a volte è più facile leggere documenti latini dei primi secoli d.C. che non le corsive, questa è una corsiva minuscola, che non le corsive minuscole, cinquecentesche e seicentesche sono tra le più terribili. Ecco. E lei lo scrive quando lui una volta va via da Venezia. Ve lo leggo. Come poteste andare da me lontano, così da me partir si puote il core, che avendo col poter mio in vostra mano, partendo mi lasciò senza vigore. Perciò l'ha già chiamato e chiamo invano, che senza il cor la triste spoglia more, tanto pui che partir vol l'alma mia, che star con voi e me lasciar desia. Figuratevi i letterati del Novecento. Una italianista americana, l'ho seguita in un convegno online, ha detto, ma è pazzesco, io non conoscevo queste lettere,
È come avere le lettere di Beatrice a Dante o quelle di Laura a Petrarca, ammesso che amassero quei due, il che non è detto. Ma poi un'altra cosa si scopre dalle lettere di Maria: lei non è libera, è costantemente tenuta sott'occhio. C'è un personaggio, Bernardino, che sembra proprio il marito geloso, la sorveglia, si apposta alla finestra del piano terra per vedere chi passa, quando lui c'è lei non può scrivere, e lui è convinto che lei se la intenda con un altro, non con Bembo, con uno che non c'entra niente. Infatti una volta che Bernardino rientra in casa, trova questo che non c'entra niente, che è venuto a far visita, e fa una faccia perché pensa che sia quello che è innamorato di Maria. E quando quell'altro se ne va, Bernardino comincia a frugare ovunque e senza che Maria se ne accorga va a guardare sotto il letto di lei e tira fuori una scala di corda, che è quella che serviva a Bembo per salire alla finestra di Maria. Tornerò sulla scala di corda. E ci sono i complici di Maria di Bembo. C'è Donata, che è la fantesca di Maria, Marco, che è il gondoliere, Francesco, che è il ragazzino che porta le lettere, e lei più che lui costruisce piani per incontrarsi di nascosto. Una volta gli dice: guarda, ti travesti e una sera vieni qua sotto alla corte e parli con la vicina e le dici che sei innamorato di Donata e le chiedi che lei parli a Donata e la convinca a farvi incontrare, così una sera vieni, Donata ti fa entrare e ti porta da me. Com'è andata? Beh, Bembo lo fa, ci prova. E la volta dopo Maria scrive: bene hai fatto a farti riconoscere. Era così faticoso coprirsi per bene? Sì, lui non era poi così diabolico. E lei glielo fa un po' pesare. Sentite cosa gli scrive lei un'altra volta. Poiché ho tempo di scrivere a tutte le ore, come vi mandò a fare una cosa, fatela. E se non quel giorno l'altro, e non mi tornate a dire a modo vostro, perché io so in questo caso meglio quel che bisogna che voi. Non mi dite oggi né dopo che avete parlato con B, se quando me lo fate sapere d'altro me non avrete. Se vi accadesse di mandare C alle 16 in punto potete mandarlo, e con scusa di prendere il libro ho potuto mandare D. Dite a me voi di quelli che vi scrivo, perché quando sarà tempo sarà da noi domandato. Volevo questa mattina mandare F, ma per buon rispetto, visto che M c'è, mando lui. Non ci sono endecasillabi qui. Questo per farvi capire anche l'ironia di questa donna, no? Visto che ho tanto tempo per scriverti, dopo uno scambio di lettere passionali, lei scrive: non giurerei chi di noi fosse il più tormentato, benché a chi legga le lettere vostre parrà che siate già di lungo tempo posto in croce e preso dalla morte, e se così non è, avete bel modo di darlo a intendere. Oppure quando lui le chiede di correggere dei versi di lui: come io ho bastante lima da emendare e pulire i versi vostri? Certo devo credere assai a tante altre vostre parole. Simulatore. O anche: io vi amo, sebben non lo dite nella lettera vostra. Se vi pare di amar me, fate voi. E purtroppo tutto questo non dura. A un certo punto Maria deve partire per Ferrara. I due stanno lontani, si scrivono sempre meno, e insomma nel settembre del 1501 c'è l'ultima lettera. E non è chiaro cosa succede, perché le lettere di lei sono sempre affettuose, invece quelle di lui saranno state scritte veramente così, sono piene di rancore, dice non siete sincera, non vi importa di me, eccetera. E l'ultima lettera di lei ha un sonetto. Ecco, beh, su tutto questo si è scritto molto in ambito letterario, in analisi letteraria, e poi c'è l'altro lato, il lato storico. Chi era questa donna? Quando è nata? Come ha vissuto? Chi era Bernardino? Che fine ha fatto? Beh, dopo 40 anni dalla scoperta delle lettere si arriva alla prima edizione, 1950. Grammatica ormai è morto. Il curatore Dionisotti si scusa con i lettori perché non ha trovato molte notizie su Maria.
ma intanto pubblica le lettere perché non devono più aspettare. E qui al momento ancora si credeva che Bernardino fosse il marito, mentre che lei fosse nata a Savognano. E uno pensa, beh, a questo punto uno storico si metterà in caccia di sapere chi è Maria. E invece no. Nel 61 salta fuori un certo Gildo Meneghetti, che non è uno storico, ma lui è andato a cercare negli archivi di mezzo mondo e ha trovato quasi tutto, però siccome non è uno storico poi scrive un libro terribile che nessuno storico prende in considerazione. Per farvi capire, lui racconta che anni prima Bembo ha avuto un alterco a Venezia in piazza e con una coltellata gli hanno amputato il pollice destro. Ecco. Poi uno va a vedere il cardinale e vede che il pollice ce l'ha. Allora vai a cercare dov'è che Bembo racconta questa cosa e scopri che è stato ferito al pollice destro, non che gliel'hanno amputato. Questo a livello di Meneghetti. Una recensione del suo libro dice farà venire più mal di testa di quanto sarà utile. E però Meneghetti, dai, lavoro di gambe, ha identificato correttamente Maria. Non era nata a Savognano, era sposata a Savognano, era nata a Grifoni, a Crema, figlia di Matteo Grifoni di Sant'Angelo, che era un condottiero formidabile. Pensate che suo padre era un fornaio e lui è diventato nobile a forza di vittorie militari. E Matteo Grifoni ha sposato Leonarda di Carpegna e hanno avuto figli, un maschio e poi Maria. Poi Matteo è morto e Leonarda non ha fatto belle figure. C'era la compagnia militare di Matteo, no? Pagata da Venezia, e il bambino, il figlio era troppo giovane, ma c'erano i nipoti di Matteo maggiorenni. E Leonarda ha detto no, la compagnia militare me la tengo io, come diceva Ugo prima, mi tengo io, mi gestisco io la compagnia militare. E anni dopo Venezia viene a sapere che Leonarda sta gestendo la compagnia militare, ma non benissimo. Ha 32 servitori in casa pagati con i soldi di Venezia, più altre spese personali pagate tutte da Venezia. Allora le tolgono la compagnia, la danno ai nipoti di Matteo e anni dopo scoppia la guerra con gli Sforza e Leonarda di testa sua assegna un castello a un uomo che si arrende subito e così perdono un castello. E Maria viene rimproverata così aspramente dal potestà di Crema che muore di crepacuore, così raccontano. E Maria rimane orfana. E 4 anni dopo Maria sposa qua a Udine Giacomo di Savognano. Non sappiamo quanti anni aveva, però nasce subito la figlia Giulia, poi la figlia Lucina, Giovan Battista, Pagano, e poi nel 98 Giacomo Savognano, che era anche lui un condottiero, Venezia lo manda a Pisa, che si è ribellata contro Firenze, lui bravissimo, però muore di malattia. E qua Meneghetti trova il resoconto di quando Maria, nel 98, è andata di fronte al Senato veneziano con il fratello, Grifoni, condottiero, il fratello del marito, tutti vestiti a lutto, con i bambini di lei, hanno scritto bellissimi, e tutti si sono inginocchiati davanti al doge per chiedere una pensione per Maria. E Maria tanto ha fatto che ha commosso tutti, però non c'erano soldi, e quindi... E poi arriva il 500, c'è la pausa veneziana con Bembo, e poi non si sa più nulla fino al 1511, quando Maria, qua a Udine, dà una festa di carnevale a casa sua e canta Lucina, la figlia. Lucina, quella a cui è stata dedicata Giulietta Romeo da Luigi da Porto. E quella festa di carnevale è, forse, per motivi che non ho tempo qua di dirvi, la festa che è descritta proprio in Giulietta Romeo, da Luigi da Porto, che è amicissimo di Pietro Bembo, tutte reti che si intrecciano. E poi non sappiamo quando è morta Maria. C'è un indizio, quando muore Luigi da Porto, Bembo gli scrive un sonetto per la sua morte, e in fondo al sonetto parla di altri, non di Luigi. Dice che nel cielo si è adornato in poche ore, in poco tempo, di tanti luni, non solo di Luigi, ma anche per esempio è morto Girolamo Savognano, un altro amicone di Bembo, e con l'Eterno Re colei fa soggiorno, colei di cui ho la piaga che ancora amo il cielo.
ancora amo e nascondo la piaga di lei. E Bembo sappiamo che non ha mai buttato le lettere di Maria in tutta la sua vita. Quindi l'ipotesi è che sono morti tutti, Girolamo, Luigi e anche Maria nel 29, quindi quando lei aveva più o meno 59 anni. Ecco, tutto questo trovato da Meneghetti, dicevo, è stato completamente ignorato, in Italia almeno. Hanno scritto articoli su Maria, sempre dicendo, ah, su Bernardino il marito, eccetera. In Inghilterra invece queste cose sono state recepite da quello che aveva scritto la recensione del libro di Meneghetti, la recensione del mal di testa, no? Però questo inglese, il professor Cecil Clough, ha usato i dati di Meneghetti, ma non l'ha nominato. Vabbè. Ecco, però Cecil Clough ha aggiunto una cosa. Maria a Venezia abitava qua. Volete vedere dove? Allora, uso una mappa disegnata proprio nell'anno 1500. Questa è la veduta di Jacopo de Barbari. E Maria a un certo punto dice a Bembo, tu vai a San Trovaso questa notte, guarda la finestra più in alto e se vedi un lume, vieni. Quindi la casa di Maria si vedeva da San Trovaso. Allora, San Trovaso è a sinistra, quasi fuori dalla mappa, quindi zoomo in là, ecco, la chiesa di San Trovaso è quel puntino verde, zoomo ancora e zoomo ancora, ecco. San Trovaso è la chiesa verde, in giallo il campo che circonda San Trovaso, quindi dove Bembo poteva appostarsi, e in rosa la casa più probabile, tanti piani, con una corte sotto, dove c'era la vicina, eccetera, eccetera. Adesso focalizzate la vista sulla casa, e questa è come è oggi. La chiesa è stata ricostruita poi. E questa è la casa come si vede a livello del camminamento. Ecco, Frattolin, che mi affianca in questa ricerca, è andato a suonare a quella casa e si sono affacciati e gli ho detto, sapevate che nel 500 qua abitava Maria Savognan? E gli hanno risposto, cosa? No, no, non conosciamo gli inquilini precedenti. Ah, e il professor Clough ha anche detto, ho scoperto chi era Bernardino Sbrogliavacca di Udine. E però si sbagliava, perché anche lui, Bernardino Sbrogliavacca, era già morto nel 500. Bene, e poi qua nel 2000 in Italia, negli anni 2000, è uscito il libro della professoressa Casella Laura, I Savognan, e subito sono andati a chiederle, hai scoperto qualcosa di questa Maria Savognan? Lei aveva trovato il testamento del marito, che conteneva questa clausola. Maria avrà chiavris, la tutela dei figli e dei loro beni fino alla loro maggiore età, a condizione che viva casta la vedovanza. Capito? Quindi o la famiglia con la castità o Bembo. E quindi adesso certe cose erano chiare. Lei che veniva controllata, questo Tristano che ogni tanto faceva la sua comparsa, era Tristano Savognan, il fratello del marito. E quindi tutti hanno concluso, ah, ecco perché è andata a Ferrara a un certo punto, perché Tristano, insospettito, ha detto, va, basta questa tresca a Venezia, ti mando a Ferrara. E gli storici quindi hanno trovato uno spunto per parlare e scrivere di libertà delle donne nel 500. No? Quanta libertà si è presa Maria con Bembo, ma quanta ne aveva, eccetera, eccetera. E sono andati a nozze, proprio è un bel tema che interessa gli storici di questo momento. E dopo la Casella, arriviamo ai giorni nostri, è uscita l'ultima edizione delle lettere di Maria, di Monica Farnetti, che contiene tutte queste informazioni dette fino adesso. Bene. Ora, cosa direste se vi dicessi che forse è tutto sbagliato? Perché ci sono degli elefanti nella stanza, no? Si dice così quando c'è qualcosa di evidente che nessuno sta prendendo in considerazione. Ci sono cose che non tornano. Però come tutti hanno aspettato 50 anni e più che qualcuno tirasse fuori delle notizie su Maria, così adesso nessuno si è ancora preso la briga di affrontare questi elefanti.
il più grande è la madre di Maria. Vi ricordate Leonarda di Crema che si prende una lavata di capo così forte che muore di crepacuore? Ecco, Maria da Ferrara scrive a Venezia alla madre nel 500. Non è come un fantasma che torna fuori. Maria scrive prima a Bembo: dite a mia madre e mia zia che... E poi c'è proprio una lettera di Maria alla madre, che si vede che Bembo ha detto: beh, ora che l'avete letta me la posso tenere io. E com'è possibile? Meneghetti non l'ha ignorato. Meneghetti ha detto: ah sì, questa qua è la madre adottiva. Così, adottiva. Sì, ma Maria non era rimasta senza parenti in vita. Se una zia si prende cura di te orfano, continui a chiamarla zia, non la chiami madre. Uno deve proprio rimanere senza parenti in vita perché una che si prende cura di te la chiami madre. E non è il caso di Maria. Ci sono le matrigne, ma il padre di Maria era morto prima della madre, quindi non poteva risposarsi. Allora, che spiegazioni ci sono? Andando per archivi ne ho trovate 3 possibili. Una è che la Maria delle lettere non sia Maria dei Grifoni di Crema, ma un'altra. C'era un'altra Maria Savognan, vedova anche lei, di Urbano Savognan, morto anche lui nel 98, e lei era nata Maria Conti di Padova. Ed era negli archivi qua di Udine perché, essendo vedova senza figli, voleva indietro la dote per potersi risposare. E quindi ci sono le trattative con i Savognan, noi ti diamo una parte della dote in soldi, una parte in vestiti, una parte in gioielli, eccetera. E poi la troviamo, Maria Conti, sposata nel 502 con Giulio Gonzaga, che combatteva per Ferrara, dove è andata la Maria delle lettere. E questa Maria Conti aveva anche un parente di nome Bernardino. Però diciamo la verità, difficile che sia lei, perché Bembo nel 502 scrive al fratello: dimmi se Maria è già tornata in Friuli. Allora la Maria Conti di Padova era già sposata, a quel punto non aveva nessun motivo di tornare in Friuli. Va bene, seconda spiegazione possibile per questa madre rediviva è che la storia della Leonarda morta di crepacuore non fosse vera. Dopotutto è raccontata solo in una cronaca di Crema da uno, Pietro Terni, che a quell'epoca della cosiddetta morte di Leonarda aveva solo 6 anni. Quindi può essere che gliel'hanno raccontata in modo diverso. Bisognerebbe andare negli archivi di Crema e controllare, magari Leonarda nel 500 era ancora viva. E la terza spiegazione, magari questa donna che ha ricevuto la lettera da Maria da Ferrara era la madre del marito, no? Una donna quando si sposava entrava a far parte della famiglia del marito e quindi poteva chiamare madre la suocera. E la madre del marito, Maddalena di Zucco, di lei sappiamo pochissime cose, sappiamo che si è sposata nel 52, quindi se si è sposata massimo 20 anni, nel 500 aveva 68 anni al massimo. E sappiamo che nel 92 era viva perché c'è un documento su di lei. Poteva essere la suocera. E così si spiegherebbe anche un'altra delle cose sibilline che ha scritto Maria alla madre: se fossi rimasta a Venezia non avresti più né figlia né figliuolo. E se la madre era la Leonarda di Crema, il figliuolo era il fratello di Maria, il condottiero in pericolo. Se la madre era la suocera di Udine, il figliuolo in pericolo era il fratello del marito, Tristano. Ricordatevi questa cosa del Tristano in pericolo e pensate che sarà la suocera, che complicità doveva esserci tra queste due donne, perché Maria le scrive proprio: entra nella mia camera e tutto quello che c'è di sospetto nascondilo. E le dice anche no, questo ve lo dico dopo. Ricordatevi il figliolo in pericolo. E passiamo a un altro elefante. Ricordate la clausola del testamento, no? La castità. Appena tutti hanno saputo della clausola del testamento, vi ho detto, si sono convinti che Maria è andata a Ferrara perché costretta da Tristano, no? Una forma di oppressione della donna che è un argomento storico, come dire, di tendenza in questi ultimi 50 anni, no? Rispecchia il cambiamento della nostra società e la nostra attenzione ai pari diritti della donna. Però per Maria non torna. Prima di tutto perché Bembo
più volte nelle sue lettere, più e più volte dice la vostra decisione di partire, se cambiate idea, restate. Era in potere di Maria restare a Venezia, è una sua scelta di andare a Ferrara. E vabbè, non ci si può fidare delle lettere di Bembo perché magari le ha riscritte, ok. Però, tu Tristano di Udine, vuoi controllare meglio tua cognata e la mandi a Ferrara invece che riportarla in Friuli? E per di più ancora, vi ricordate la scala di corda trovata sotto il letto di Maria? Ecco, quello è una cosa gravissima ed evidentissima. Però succede ad agosto e Maria parte per Ferrara a gennaio. Cosa fai? Tua cognata fa salire gente nella sua camera, hai le prove, aspetti 5 mesi e poi la mandi più lontano? Non torna. Però tutti hanno scritto articoli scientifici su questo assunto qua. Ah, è stata costretta ad andare a Ferrara. Viceversa, c'è un altro dato da prendere in considerazione, ma finché non vai a vedere negli archivi, a fine luglio 500 muore a Udine Niccolò Savorgnan. Chi è? È lo zio di Tristano. E Niccolò aveva investito tantissimi soldi a Venezia, li aveva affidati a Tristano. E Tristano, quando muore Niccolò, i figli di Niccolò vengono a sapere che Tristano ha perso tutto. Non solo ha perso tutto, ha fatto anche debiti su debiti, anche a nome di Niccolò. E quindi, prima cosa, i figli di Niccolò rifiutano l'eredità, gliel'ha consigliato Niccolò stesso in letto di morte, e seconda cosa scrivono: diffidiamo chiunque ad accettare, a dare a credito a nome nostro. Quindi Tristano a Venezia in quel momento perde ogni appoggio finanziario, è stato reso pubblico che è in rovina, si trova che deve pagare i debiti e non ha soldi, e ecco, vi ricordate il figliolo in pericolo? E lì comincia il tracollo. La casa di Venezia non è di proprietà, è in affitto, via. Maria una lettera la scrive da un monastero di Venezia, ma è autonoma, non c'è punizione tarda, lei decide lei di andare a Ferrara, forse per cercare fortuna, forse per sfuggire ai creditori. E qua bisognerebbe andare a cercare negli archivi di Ferrara e capire cosa ha fatto Maria, perché lei scrive: oh, qua ho ricevuto onori che non mi sarei mai immaginata. Ciao. E scrive anche alla madre: non abbiate paura di parlare con Pietro Bembo delle miserie della casa, perché lui sa già tutto, le miserie della casa. Quindi la madre, questa cosa di Ferrara. Un altro elefante, abbiamo quasi finito. Dicevamo le date scritte da Bembo dietro le lettere sono sincere, no? Una addirittura corrisponde a un evento storico, quando arriva la notizia che i turchi hanno preso Modone, una delle basi navali di Venezia, il 5 settembre. Però Maria scrive una volta, a luglio, venerdì c'è stata l'eclissi. Ora le eclissi si possono calcolare, e nel 500 c'è stata un'eclisse lunare di venerdì 6 novembre. E allora, non so, casca tutto il castello. Un'altra volta scrive: è arrivata la stagione delle rose in ottobre. Beh, una ricercatrice ha detto che forse la stagione delle rose si riferisce al ciclo mestruale, deve ancora scrivere l'articolo, vedremo. C'è anche Bembo che dice: spero che la lunga stagione delle rose vi gioverà. E anche l'eclissi, magari un esperto salterà fuori e dire: ma no, non è un evento astronomico, si riferisce alla cerimonia, no? E aspettiamo. Ultima discrepanza, sempre sulle catene con cui Maria è immaginata, è che Maria e Bembo parlano come se avessero un piano di uscita. No? Dice, una volta che Bembo dice: non vado in Senato, vengo da te. No, dice Maria, fate quel che sia onor vostro, che della reputazione vostra mi pascio e mi nutrisco. È una reputazione pubblica. O ancora, siate contento vivere secondo il voler mio, che poi viverò io secondo il vostro, come marito e moglie. Se i nostri amor van di pari, 9 cose grandi di noi si arà a vedere in breve tempo.
Non è un amore disperato, loro vedono un momento all'orizzonte in cui sono finalmente insieme alla luce del sole. Lei è tenuta d'occhio, lui è ancora peggio, lui è un patrizio veneziano, non può assolutamente essere coinvolto in uno scandalo e la cosa gli pesa, anche Bembo a un certo punto scapperà da Venezia, non ne può più. Io credo che Maria avesse molta più autonomia, come diceva Ugo prima. Era prima del Concilio di Trento, vuol dire molto, prima della stretta moralistica. Quello di cui era sospettato era brutto, non era bello, va bene, metteva a rischio la sua potestà sui figli, magari anche la possibilità di vederli, va bene, ma non potevano rinchiuderla. Io credo che la situazione di Maria sia stata giudicata sotto un certo pregiudizio di oggi nostro, che quando hanno pubblicato le lettere nel 50, a metà del secolo scorso, non c'era. Il commentatore delle lettere di Maria del 50 non fa una piega, lui viveva in una società in cui vedeva le donne che sono legate da certe convenzioni, ma hanno anche delle autonomie. E invece noi oggi, con la tendenza che c'è in tutti i tempi di vedere il passato come un luogo più buio di quello che è in realtà, per noi quelle autonomie per Maria non potevano esserci. Si citano negli articoli su Maria dei libri del Cinquecento che parlano di quello che deve fare una brava vedova, no? Come se quello che sto nei libri sono quello che facevano le vedove, ma in realtà se uno sente il bisogno di scrivere cosa deve fare una brava vedova, vuol dire che sta vedendo delle vedove che non lo fanno. E ecco, con tutti questi elefanti insomma, staremo a vedere. Io non penso che tutti gli studiosi siano inconsapevoli, no, di tutti questi buchi di trama. So che il dizionario biografico degli italiani da anni vuole una voce su Maria Savognan. Sul dizionario biografico ogni voce ha autore e fonti, proprio come un articolo scientifico. E però nessuno ancora si è sentito di scriverlo. Un motivo ci sarà. E mi dispiace avervi raccontato una storia e poi averla in parte distrutta, ma spero soprattutto di avervi stuzzicato la curiosità. Grazie.